è la legge, disperdetevi! Comincia così questa mattina dopo le 8 con il funzionario di polizia che intima ai manifestanti di disperdersi lo sgombero del varco 4 del porto, da venerdì scorso teatro del presidio anti-Green Pass. L'intervento delle forze dell'ordine era stato annunciato come probabile fin dalle prime ore del mattino. Numerosi mezzi blindati della polizia e gli agenti in tenuta antisommossa e parte la prima carica con gli idranti in azione sui portuali, in prima fila e le altre persone presenti. Un lavoratore del porto viene investito dal getto degli idranti e si ferisce cadendo a terra. Viene soccorso, portato in ospedale. Intanto i manifestanti passano rapidamente da poche centinaia ad almeno 2000. In prima linea sempre il servizio d'ordine del CLPT che cerca di limitare il contatto tra sostenitori no Green Pass e polizia. Come già nei giorni scorsi arrivano a sostegno della protesta molte persone da fuori città e fuori regione. I momenti di calma apparente si alternano a quelli di alta tensione. Altre persone accusano malori. Un manifestante rischia di restare schiacciato dalla folla. La polizia continua progressivamente ad avanzare, la folla ad arretrare in un crescendo di tensione. Si nota il lancio di alcuni oggetti, qualche agente alza i manganelli, c'è contatto tra i manifestanti e la polizia che a quel punto tira fuori i lacrimogeni. Siete perché c'è l'ipotesi del lancio. Eccoli qua i lacrimogeni. Allora siamo sempre in onda con la telecamera, ragazzi, mettetevi a lato, aspettiamo che la polizia passi. La folla comincia ad arretrare fino a raggiungere Viale Campi Elisi, dove anche la nostra troupe viene investita più volte dal fumo dei lacrimogeni. La situazione si fa incandescente, c'è preoccupazione tra i residenti della zona e gli elettori che in quel momento stanno andando a votare nel vicino plesso scolastico, raggiunto a distanza ravvicinata da alcuni lacrimogeni. Tutta la gente è andata in zona Campi Elisi, c'è qualche... Alcuni cassonetti vengono rovesciati sulla strada, un piccolo gruppo di persone rimane nelle vicinanze dell'ingresso portuale dove tenterà anche di bloccare alcuni tir in ingresso attraverso dimostrazioni di resistenza passiva. Il gruppo più folto dà invece vita a un lungo corteo per le vie cittadine che approderà infine in Piazza Unità.